Parlando con le stelle, è sempre la splendente Esther Shine che vi condurrà nel viaggio galattico di questa serata. Continuiamo con le puntate speciali e con i loro ospiti speciali, persone che hanno fatto la storia, quella con la S maiuscola, esageriamo, con anche la T maiuscola, persone che hanno seguito una missione. Questa sera sarà con noi un ospite che viene direttamente da Efeso. È con noi a Parlando con le stelle, Maria! Buonasera Maria, spero tu abbia fatto buon viaggio, o almeno migliore di quelli che sei abituata a fare, magari su scomode cavalcature come asini o altri mezzi di fortuna. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, splendida Esther. Ho fatto un buon viaggio, nessun inconveniente con la linea aerea diretta. E sono passati anni, meno male, da quei mezzi inaffidabili e molto arretrati. Noi di Parlando consideriamo un grande privilegio la tua presenza nella nostra trasmissione. Sappiamo che sei molto contesa e la tua agenda è piena come la tangenziale di Milano nelle ore di punta. Per questo ti ringraziamo tantissimo. Oggi vorremmo che tu ci raccontassi come hai preso la responsabilità di essere la madre di Gesù, il figlio di Dio, il Messia che è stato aspettato per secoli. Cara Esther, permettimi una confidenza tra donne. Certo Maria, facciamo finta che non ci siano milioni di telespettatori che ci stanno guardando. Io mi sento una donna normale, fortunata, anzi molto fortunata. Direi che la mia vita è stata piena di grazie fin dall'inizio. Per me è stato tutto molto naturale. Certo, ci sono state anche molte sofferenze e insicurezze. Maria, ti fermo perché questa sera abbiamo un altro ospite, un ospite molto speciale. Penso ti farà piacere rivedere un uomo, grande amico e biografo di tuo figlio, Gesù, con il quale hai condiviso molto, soprattutto nell'ultima parte della tua vita. È con noi questa sera a Parlando con le stelle, Giovanni! Buonasera Giovanni, come dobbiamo chiamarti? Apostolo o preferisci evangelista? Buonasera splendente Shine, mi basta solo Giovanni, grazie. Grazie per avermi anche invitato, non sono abituato a vedere così tanta gente. Dovete sapere che Giovanni ora vive in un'isola greca e non è certo un uomo di spettacolo, diciamo che sei un contemplativo. Accetto questa definizione. Discutevo con Maria della sua esperienza come madre di Gesù. Tu che hai avuto un rapporto speciale con lei, cosa ci puoi raccontare? Beh, grazie per la domanda. Io considero Maria come una madre, perché lei non ha solo generato il Messia, ma ha generato in un certo senso i suoi apostoli, i suoi discepoli e la sua Chiesa. Puoi spiegarmi meglio, scusa Giovanni, ma il linguaggio televisivo deve essere semplice per far comprendere agli spettatori questo concetto che mi sembra molto bello. Intendo dire che noi che siamo stati scelti da Gesù e che lo abbiamo seguito, abbiamo Maria come modello, come esempio da seguire. Giovanni, non farmi arrossire. Diciamo che non ho scelto io la strada, mi sono sentita scelta. La serata sta entrando nel vivo ed è il momento di presentare il prossimo ospite. Questa sera, per la prima volta Parlando con le stelle, abbiamo un ospite a lato. È con noi l'Arcangelo Gabriele! Buonasera Gabriele. A lei non chiedo del viaggio perché vedo che è ben equipaggiato. Si sieda qui al centro anche se è a lato. Sempre spiritosa Esther. Comunque buonasera a tutti. Spero di non essere troppo ingombrante. Ma spero che vada bene comunque. Tutt'altro, a parte le sue gigantesche ali poco telegeniche, noi siamo ben lieti di ospitarla. Ci racconti di quel famoso pomeriggio a Nazareth? Famoso e sorprendente non solo per Maria, anche per me, perché entrato in quella casa semplice ho trovato una ragazza giovane, molto giovane, e all'inizio era anche un po' impaurita, intimorita. E chi non lo sarebbe stato? Giusto, quando poi Maria ha capito chi mi mandava, quale vento mi sospingeva verso di lei, proprio verso di lei, allora, invece di essere intimorita, è diventata determinata, anzi, coraggiosa e determinata. Gabriele, devo dire che il tuo arrivo mi ha un po' spaventata. Devi ammettere che sei un po' strano, eh? Non solo il tuo aspetto, ma anche il tuo modo di parlare, il tuo saluto così solenne.
Sì, ma ti sei ripresa subito e hai colto a fondo il messaggio. Quale messaggio? Mi ha annunciato che avrei avuto un figlio e io che avevo appena incominciato la storia con Giuseppe il falegname, ma la cosa più strana era che il suo nome era già deciso. In Gesù c'era scritto il suo destino, il destino di re e di salvatore. Già, il figlio che le ho annunciato veniva da Dio, l'Altissimo. Sarei diventata madre di Dio stesso, ero sopraffatta, non sapevo cosa pensare. Avrei dato al mondo il figlio dell'Altissimo. Non ho parole. Anch'io, nonostante la mia professione di scrittore, non ho avuto parole, c'è solo da contemplare. Veramente una puntatona sensazionale e non sono ancora finiti gli ospiti. Siete pronti? Questa sera con noi a Parlando con le Stelle c'è una parente molto stretta di Maria, sua cugina Elisabetta. Buonasera Elisabetta. Buonasera carissima Shine, la seguo sempre dal mio villaggio e buonasera a tutti voi, è un piacere per me essere qui. Il piacere è nostro Elisabetta. Sappiamo che sei stata una delle prime a vedere Maria dopo l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù. In effetti per me è stata una sorpresa vederla quella sera. Ero incinta al 6° mese e alla sera il pancione pesa per le fatiche di tutta la giornata. Mi stavo ritirando a dormire, ma invece le emozioni dovevano ancora arrivare. Spiegati meglio, cara. Appena Maria, mia cugina, mi ha salutato, ho sentito il bambino in grembo che stava scalciando. Era così eccitato. E in effetti anche io non capivo come lei, la madre del nostro Signore, avesse fatto tutta quella strada solo per venirmi a farmi visita. E di cosa avete parlato? Non erano importanti le parole, ma bensì gli sguardi, le emozioni che ci siamo scambiate. Sentivamo come una presenza divina e era nel grembo di Maria E poi? E poi Maria era così ispirata e con la sua bella voce intonò un canto dolce e forte allo stesso tempo. Parlava di persone deboli e povere che si sarebbero salvate con la giustizia del Signore. Che racconto meraviglioso. Cugina cara, tu mi fai ancora emozionare. Mi sentivo così piccola e inappropriata, ma anche sostenuta. Sostenuta grazie al figlio che portavo in grembo. Maria, non vorrei interromperti, ma abbiamo esigenze di copione e dalla regia mi fanno cenno che il nostro tempo sta per finire. Perciò introduco velocemente l'ultimo ospite. Questa sera abbiamo con noi a Parlando con le Stelle il sacrestano del Tempio di Gerusalemme, Abacuc. Buonasera Abacuc. Buonasera signorina Shine e buonasera a tutti. L'abbiamo invitata questa sera per parlarci del suo incontro con Maria. Cosa ricorda di quell'episodio? Sì, stavo sistemando le decorazioni floreali quando ad un certo punto viene questa donna sconvolta e mi dice che stava cercando suo figlio, un ragazzino molto sveglio di 12 anni, di media altezza. Vorrei vedere voi al mio posto. Erano 3 giorni che lo aspettavo sto discolo. Ho cercato di calmarla come potevo e poi l'ho portata sotto il portico, dove l'abbiamo trovato lì che discuteva con i dottori della legge, gente studiata. Ero stupito anch'io perché non li avevo mai visti discutere così animatamente con un preadolescente, uno senza barba. È stato il primo gesto di ribellione ai suoi genitori. Io e Giuseppe lo abbiamo educato alle buone maniere. Maria, con me sfonda una porta aperta. Nemmeno uno dei miei 10 figli è riconoscente a me o a mia moglie Susanna. Comunque è lì che ho capito. Ho capito che mio figlio non era tutto per me. La mia missione non era semplicemente quella di darlo alla luce e crescerlo, ma era anche quella di darlo al mondo. Grazie Maria per queste parole semplici e vere. Non aggiungerei altro a questa favolosa serata. Ringrazio tutti gli ospiti che sono stati qui con noi, ringrazio i telespettatori, in particolar modo i ragazzi di Santa Lucia di Piave e vi do appuntamento alla prossima serie di incontri. Buonanotte a tutti!